Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Portoviro, perché siamo al telefono con Gabriella Dumas, che è la presidente di Artisti del Delta, questa associazione artistica e culturale che in questo periodo è ultra impegnata in un paio di mostre, ma in particolar modo con questa nuova mostra Incontri d'arte che è qua a Portoviro dal 6 al 13 novembre. Buonasera Gabriella, ci vuoi spiegare che tipo di mostra avete predisposto? Anche perché è una mostra con artisti internazionali e quindi chi meglio di te può spiegarci cosa siete riusciti ancora una volta a stupirci? Sì, allora abbiamo invitato questi 9 artisti dell'isola di Malta, della città di Meliha. È un'associazione, si chiama Art Club 2000, e in questa occasione ci siamo gemellati, quindi l'arte unisce sempre al di là di quello che può essere la lingua, la provenienza, la politica, il territorio, quindi siamo felici di averli ospitati nella nostra galleria d'arte qui a Portoviro. E come ricordavi tu è partita il giorno 6 e rimarrà aperta fino al 13 di novembre. Gli orari saranno il pomeriggio dalle 15:30 fino alle 19. Ci saranno sempre a turno i nostri soci che la tengono aperta, mentre fino a ieri erano presenti fisicamente anche gli artisti, perché li abbiamo proprio invitati nel nostro territorio, non solo con i quadri come solitamente si fa con gli artisti, ma proprio fisicamente. Ecco, voi state facendo anche un'opera di marketing territoriale, so che avete portato gli artisti anche in giro per il Delta. Dimmi che impressione hanno questi artisti quando vedono il nostro paesaggio, come rimangono stupiti o altro? Non pensavano fosse così bello il nostro territorio, perché anche loro sono circondati dal mare, però ecco, una cosa che continuavano a ripetermi era: ma quanto verde avete, ma quanta terra, ma quanta erba, noi non abbiamo tanta acqua, non abbiamo molti alberi, le case sono una sopra l'altra, quindi ecco, la cosa che continuavano a dire era questo entusiasmo per questo nostro territorio, con il nostro fiume Po, il nostro mare, le nostre canne. Quindi poi per un artista che ha una sensibilità particolare, vedere questi paesaggi li ha veramente, dicevano: non vediamo l'ora di andare a casa per dipingere, mandaci le foto, tutto quello che abbiamo fatto. Quindi erano veramente entusiasti. Ci siamo fatti delle nuove conoscenze con artisti importanti, come dicevi, di livello internazionale, ma ci siamo proprio instaurato un rapporto di amicizia veramente bello, un bellissimo gemellaggio.